Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione, Paolo prosciutto. Hola amigos, buonasera ragazzi e salve Wagyu, eccoci qua con un nuovo video dopo anni, mesi, secoli, qua decenni in Italia, a Napoli. Scusa. Sì, ma Ho un attimo il prosciutto. l'ultimo qua. video insieme è stato Napoli-Spal 4-0 2 anni fa. Non mi ricordo neanche. Mamma mia. Grande vittoria del Napoli stasera che si conferma capolista, 6 vittorie su 6 partite. Partita un po' monotona rispetto alle altre. Partita molto monotona, ma Ci ha mammusciato, abbiamo comunque preso i 3 punti, che è una cosa importante. Spina Steve Caseggi. C'è stato il ritorno di Demme, quindi che ci ha fatto anche Giusto per farlo, diciamo, Mertens che scalpitava anche a bordo campo, però non è entrato. avevo sperato. Però comunque siamo riusciti a portarla a casa questa vittoria contro un Cagliari che penso che È un momento un po'... deve lavorare molto Mazzarri per... rispetto all'anno scorso, diciamo, sta un po' in Però difficoltà. comunque Cagliari comunque che ha lasciato il gioco molto lento. Al Napoli. Sappiamo il calcio di Mazzarri com'è. È andata meglio rispetto a San Salvatore Udinese, hanno pigliato 4 babbane. Giocare okay. Sono di sfigliatella. Effettivamente. Siamo qua a Napoli con mio nipote Luca. Ragazzi, dopo tanti mesi, anni, non ho perso il conto, facciamo questo video giusto per festeggiare più che questa partita, questa inizio di campionato, inizio di campionato e questa leadership del Napoli. Speriamo bene. Grande Osimhen, Anghissà pure ha fatto una bella partita. Chi ti è piaciuto? Spalletti sta creando dei mostri. Koulibaly, diciamo, si sta riconfermando dopo un paio di anni un po' così. Io direi pure una bella partita, pure comunque la Politano, diciamo, sì, la difesa si sta comportando bene. Ricordiamo che il Napoli è la miglior difesa del campionato, il miglior attacco. No, ci sta l'Inter che ha fatto insieme all'Inter. Forse un gol in più l'Inter. Napoli c'ha più una media gol. Esatto, una media gol migliore perché l'Inter ha fatto 2-2. Comunque, vabbè, aspettando partite un po' più che ci faranno. La prossima sarà con la Fiorentina, quindi. Con la Fiorentina? Fiorentina d'italiano che già sarà un po' più tosta. Fiorentina che mi sta a 12 punti. 12 punti, quindi Fiorentina che ha come obiettivi comunque ritornare in Europa dopo vari anni. Diciamo parte sinistra della classifica, già non sarebbe male. Va bene ragazzi, vi auguro una buona inizio settimana, sempre forza Napoli. Vuoi dire qualcos'altro per salutarci? Non lo so. Hola amigos! Oh ciao amigos! Ho preso un prosciutto! Sarò con te!